In Grecia è finita la precaria luna di miele tra il governo Tsipras e il movimento sindacale. Il governo ungherese di Viktor Orban investe molto nell'ammodernamento del nucleare civile. Nella parte della Bosnia governata dai serbi domina ancora il nazionalismo. Ad Aquileia straordinaria mostra di opere del Museo tunisino del Bardo, colpito dai terroristi. La straordinaria avventura sportiva e umana di Bogdan Tanjevic, un mito del basket ex jugoslavo. Un attentato dinamitardo contro la sede degli industriali ellenici, 2 scioperi generali in 3 settimane, continui cortei per le strade di Atene. In Grecia monta la protesta contro il terzo piano di austerità dall'inizio della crisi. La luna di miele fra il secondo governo Tsipras e il paese è durata meno di 2 mesi. La luna di miele non è mai iniziata, è da 6 anni che i nostri diritti vengono calpestati, stanno smantellando il sistema pensionistico e il welfare in generale, è una situazione inaccettabile. ABD nel pubblico impiego e GSE nel settore privato sono i 2 maggiori sindacati greci, insieme contano 2.600.000 iscritti. Non c'è mai stata una luna di miele col governo Tsipras bis. Sin dall'inizio è stato chiaro che il terzo memorandum era peggiore dei 2 precedenti. I sindacati protestano contro i tagli a salari e pensioni, l'incremento delle tasse, la liberalizzazione delle professioni e la legge che prevede il pignoramento delle case di coloro che non riescono a pagare i mutui. Misure negoziate con l'Europa e il Fondo Monetario Internazionale in cambio di una prima tranche di aiuti da 12 miliardi di euro, 10 per ricapitalizzare le banche, 2 essenzialmente per pagare gli interessi sul debito. Per far ripartire il paese è necessario iniziare dal debito pubblico. Se non si congela il pagamento anche per un breve periodo, non si possono creare le condizioni per lo sviluppo economico. La strada intrapresa invece è solo quella delle privatizzazioni e della svendita dei beni dello Stato. La priorità è la lotta alla disoccupazione. Senza lavoro non si possono risolvere tutti gli altri problemi. Questo lo capiscono tutti tranne Tsipras, che dice di essere di sinistra, ma governa con un partito di destra, Anel, il cui leader è un omofobo e un nazionalista. Il terreno di confronto più scivoloso resta la riforma delle pensioni. Secondo uno studio pubblicato dal quotidiano Tanea, 1/4 dei greci pesa sulle casse degli enti previdenziali e riceve 700 euro mensili. Chi lavora ne guadagna solo 100 in più. La statistica è il modo migliore per dire bugie. La verità è che il 75% dei pensionati riceve 480 euro al mese, mentre il dato sugli stipendi, come ogni media, comprende gli stipendi altissimi dei funzionari statali e quelli da fame della maggior parte dei lavoratori. Oltre 24.000 le persone scese in piazza, un centinaio quelle che a volto coperto si sono scontrate con la polizia. L'attentato alla sede degli industriali non è ancora stato rivendicato. È un brutto segnale, ci spiegano. Vuol dire che ce ne saranno altri. Nel paese monta il malcontento e sale la tensione sociale. Prima si chiamava Troika, poi istituzioni, ora Meccanismo Europeo di Stabilità. Cambia il nome, ma l'obiettivo della protesta è sempre lo stesso. Nei giorni scorsi, nel braccio di mare che separa la Turchia dalle isole greche dell'Egeo, ci sono stati almeno 4 naufragi di battelli che trasportavano rifugiati dalla Siria. Tra i morti e i dispersi, 13 erano bambini, tra di loro 2 neonati. Il Mediterraneo quest'anno è diventato la tomba di almeno 700 bambini che con le loro famiglie scappavano da guerre e carestie per raggiungere l'Europa. Le persone, gli emigranti affogati nell'Egeo e nel canale di Sicilia nel 2014 erano 1.600, quest'anno si stima sono già 3.200.
La Commissione europea ha detto no all'ampliamento della centrale nucleare ungherese di Paks. L'impianto risalente agli anni 80 copre il 40% del fabbisogno energetico nazionale e dovrà essere smantellato tra il 2032 e il 2037. Tuttavia il primo ministro Viktor Orban ritiene che il paese, povero di risorse, non possa fare a meno del nucleare nei prossimi decenni. Di qui l'idea di muoversi con grande anticipo e stipulare un accordo con la Russia per la costruzione di 2 reattori da 1200 megawatt l'uno, valore dell'intesa 12 miliardi di euro, circa un decimo del PIL ungherese. Oltre l'80% del costo della centrale proverrebbe da un mega prestito fornito dagli stessi russi al tasso del 4%. La Commissione europea, guardiana dei trattati, ha aperto 2 procedure di infrazione. La prima riguarda la mancanza di un bando pubblico. Per Bruxelles era necessaria una gara internazionale aperta a tutti. La seconda contestazione è stata mossa per la concessione di aiuti di Stato nel progetto, perché i costi sono pagati dai contribuenti. E non è finita qui, sostiene il redattore del giornale di opposizione Népszabadság, Miklós Hargitay. Secondo indiscrezioni potrebbe aprirsi una terza procedura sulle questioni ambientali, perché una parte dell'accordo con la Russia è segreta e non si possono quindi conoscere alcuni dettagli sulla sicurezza ambientale. Il governo Orban, pur alla ricerca di un compromesso con Bruxelles, non esclude di arrivare fino alla Corte di Giustizia europea. Per il momento tira dritto, spiega il portavoce Zoltán Kovács. Riteniamo che l'Unione Europea non sia in grado di fermare il progetto, per questo lo portiamo avanti come programmato. Stiamo cercando di seguire tutte le linee guida dell'Unione, non abbiamo nulla da nascondere. I russi hanno promesso che almeno il 60% dell'investimento sarà assegnato seguendo bandi pubblici europei. È nell'interesse non solo dell'Ungheria, anche dell'Unione Europea avere una fonte di energia sicura ed economica. Ma secondo alcuni esperti proprio la convenienza del nucleare è in discussione. Molto dipende da come sarà il mercato di qui a 10-20 anni. Secondo le previsioni, infatti, 2 nuovi reattori entreranno in funzione nel 2025. Per una decina d'anni vecchi e nuovi reattori dunque convivranno, fornendo l'80% dell'energia di cui l'Ungheria ha bisogno, spiega András György Deák, ricercatore dell'Accademia Ungherese delle Scienze. Data la volatilità del consumo dell'energia elettrica, potrebbero esserci problemi nel bilanciamento della rete, specialmente nei periodi notturni, quando il consumo è inferiore, quindi una buona parte di questa energia andrà esportata. Secondo il governo si tratta di un affare conveniente, perché i costi energetici alla fine degli anni '20 saranno molto più alti di oggi, ma il rischio è che se troppi sussidi pubblici saranno dati al progetto, questo andrà a distorcere i prezzi dell'energia nella regione. Insomma, tempi difficili per i rapporti tra Ungheria e Commissione europea. Rimane sul tavolo la questione migranti. Budapest farà ricorso alla Corte di Giustizia europea contro le quote obbligatorie che la costringerebbero a ricevere circa 2000 stranieri da Grecia e Italia. Ma l'altro fronte, quello nucleare, appunto, in termini economici ha tutt'altro valore. La polizia romena ha arrestato un giovane irredentista ungherese perché sospettato di aver progettato un attentato dinamitardo. L'arrestato, István Attila Béke, cittadino romeno appartenente alla minoranza ungherese, è un affiliato del movimento giovanile delle 64 Contee, organizzazione dell'estrema destra che propugna la creazione della Grande Ungheria. Il terrorista voleva far scoppiare una bomba il 1° dicembre, quando la Romania celebra l'annessione della Transilvania, che fino al 1918 era una regione del Regno d'Ungheria. Per vivere qua in modo meno doloroso uno deve accettare l'amnesia totale, non deve fare domande, non deve cercare di capire, non deve cercare i colpevoli. Serjan Šušnica è un sociologo, è serbo ed è contro quelli che vogliono fare di Banja Luka, capitale della Repubblica Srpska, una città solo per i serbi. Suo padre, poliziotto, la pensava come lui, per questo è stato ucciso nel 1992. Lui ora è un dissidente, ha un blog, parla in TV, viene ascoltato,
ma viene anche emarginato. Jeste, tu ste u pravu. Banja Luka, la città dell'amnesia, si induce a dimenticare quello che è successo, poi ci si serve della mitologia per giustificare le cose. In questo caso, di mitologia serba, non si parla mai di convivenza interetnica, culturale, che era la caratteristica di questa città. Si vuole far vedere tutt'altro, in un'altra ottica, quella di un solo popolo. Neke druge mitologije, nacionalne mitologije, uglavnom srpske. È la città dell'amnesia, Banja Luka, dei ricordi che non ci sono più o che sono stati ricostruiti a partire dal 1995, dopo gli accordi di Dayton. La capitale della Repubblica Srpska, la Repubblica Serba della Bosnia-Herzegovina, ha cambiato popolazione cacciando di fatto cattolici e islamici, trasformandosi in una delle patrie del nazionalismo serbo. Dice Sušnica, è difficile viverci. Svi su ljudi koji su protjerani vratili svoje stanove i imovinu. È difficile vivere in questa terra, non è facile perché le case private, le proprietà sono state restituite più o meno. Questo è il problema minore. Il problema vero è che qua non c'è vita normale, non c'è lavoro e poi c'è questa pressione continua. Molti sono costretti a vivere in una via che dopo la guerra porta il nome di un criminale cetnico fascista della seconda guerra mondiale. Uno che sai che ha ucciso dei musulmani, ad esempio, e tu sei costretto a vivere lì. È una pressione che difficilmente le persone reggono. Ubijao muslimane i Hrvati. Ma questo sembra turco, non va bene? No, proprio in questi tempi non va più bene. E quindi? E quindi hanno cambiato nome, è diventato Lazarev, che poi fa parte di una revisione storica del territorio. Dervisci. È una domanda, una bella domanda, ma prima o poi secondo me sarà cambiata anche quella lì. Ci sono ancora i dervisci lì? No. Da secoli che non ci sono più là, è rimasto solo il nome. Primjer radi, u Banja Luci je izbrisano. Il 50% dei nomi delle vie sono stati cambiati dopo la guerra, sono stati cambiati i nomi delle scuole, delle istituzioni, di tutti quei luoghi che evocavano una provenienza bosniaco-musulmana o croato-cattolica. Anche dal punto di vista architettonico si lavora per cancellare il timbro originario, si vuole fare di Banja Luka una città sacralizzata, serbizzata. Oni su srbianizirani. Si manipola tutto, si manipolano le persone, mentre la comunità internazionale dice evita di intervenire. Tutto questo processo, questa cancellazione della memoria ha un solo scopo: creare un cittadino che voterà sempre solo questo sistema e questa classe dirigente di appartenenza serba. Tutto, alla fine, sarà controllato, ci saranno un popolo e un leader. La polizia bulgara ha scoperto nel nord del paese una raffineria illegale di nafta. I contrabbandieri raffinavano carburante diesel che poi vendevano agli autotrasportatori e agli agricoltori della regione di Lovec. Il petrolio per produrre il diesel veniva importato dalla Romania. Nella raffineria, lo stabilimento illegale era abilmente occultato, ogni mese venivano prodotte dalle 60 alle 150 tonnellate di diesel. Il carburante era di buona qualità ma conteneva elevate quantità di zolfo. Un avvenimento culturale di prima grandezza, ma soprattutto un gesto di solidarietà della comunità del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica nei confronti di chi è stato vittima del terrorismo. Questo è la mostra Il Bardo d'Aquileia, presentare nella cittadina friulana, patrimonio UNESCO per i suoi reperti romani, alcuni capolavori conservati al Bardo, il museo di Tunisi, colpito in marzo da un attacco terrorista in cui sono morte 22 persone. A volere la mostra del Bardo sono stati la Fondazione Aquileia e la Regione Friuli Venezia Giulia. Questa idea dell'archeologia ferita, cioè di mettere insieme appunto i pezzi del nostro straordinario patrimonio al mondo che sono stati feriti dalle guerre, dagli attentati terroristici, è anche il modo per far risentire una comunità intera, quella del Mediterraneo, come una comunità unita che ha un patrimonio culturale straordinario e che va evidentemente anche protetto da chi pensa di poterne fare a meno.
I reperti esposti sono opere straordinarie sia dal punto di vista artistico sia storico, simboli di un'archeologia ferita, minacciata dalla furia iconoclasta del fondamentalismo e dal traffico di reperti diretto verso l'Occidente, che è oramai tra le principali fonti di finanziamento delle organizzazioni radicali islamiche. I reperti che sono stati scelti sono testimonianze della cultura artistica della Tunisia in epoca romana. Vi sono 3 mosaici, 3 sculture e 2 ceramiche. I mosaici naturalmente sono un aspetto fondamentale in collegamento con Aquileia, perché ripropongono alcune tematiche che poi sono riprese anche nei mosaici aquileiesi. I contatti artistici tra le 2 sponde del Mediterraneo, soprattutto nella fase del III e IV secolo, sono enormi. Le sculture sono sculture che si impongono invece anche per la loro originalità rispetto al contesto locale, in particolare una stele di cavaliere della terza legione Augusta, che era di stanza proprio in Tunisia, ci permette dei raffronti con i monumenti sepolcrali della nostra zona. Il pezzo poi più importante, forse in assoluto, è un vero capolavoro, è la testa di Lucio Vero, imperatore correggente dell'impero assieme al più famoso Marco Aurelio, che morì nel 169 proprio a breve distanza di Aquileia. La mostra è un invito ai giovani musulmani che vivono in Europa ad essere orgogliosi del patrimonio storico che esiste nello spazio culturale arabo. È con loro che dobbiamo riallacciare un dialogo, è loro che dobbiamo far sentire orgogliosi in qualche maniera del contributo che il mondo arabo e l'Islam hanno dato alla formazione anche della nostra civiltà europea. La mostra rimarrà aperta fino al 31 gennaio. Bogdan Tanjević, Boscia, ha riacceso il suo sigaro dopo lo storico argento mondiale alla guida della nazionale turca nel 2010 e dopo aver vinto la sua battaglia con il cancro. 2 anni fa aveva detto che non avrebbe più allenato e invece eccolo di nuovo in panchina, CT del Montenegro, 4ª nazionale dopo Jugoslavia, Italia e Turchia. Diverse fasi della vita ti capita un'offerta così e sono contento di questo, sono contento perché è una particolare esperienza diversa di allenare il club. Mi sembra di avere le stesse energie come quando ho cominciato, mi sembra, sono sicuro, come quando ho cominciato nel 71. Le stesse energie li porto in campo in allenamento che è la cosa principale. Tanjević ha 32 anni quando fa sua la Coppa dei Campioni con il Bosna di Sarajevo nel 79. In campo c'è l'immenso Mirza Delibasic. Campionati vinti con il Bosna, il Budućnost, il Fenerbahçe Ülker in Turchia, l'Olimpia Milano e il Villeurbanne in Francia. Con lui alla guida l'Italia vince il 2° e ultimo titolo europeo della sua storia, quello del 1999. Nato a Plieulia, in Montenegro, Trieste è la sua città da quasi 30 anni, ma la nostalgia lo porta a Sarajevo, che non potrà più essere quella di prima della guerra del 92, quando Boscia ospitò a casa sua a Trieste moltissimi amici e profughi. Questo esodo o exodus di questa gente scacciata via dalle proprie case dove vorrebbero rimanere, di stare tutta la vita a crescere bambini, è una cosa che il mondo nostrano deve accettare come il fatto e dove bisogna comportarsi da gente per bene, che capisce altri, che capisce la gente bisognosa, di dargli una mano in qualsiasi modo. Mi piace molto quello che hanno fatto paesi che hanno già accettato parecchi, innanzitutto Germania come numero 1. Dalla guerra all'ex Jugoslavia ai fatti di Parigi si parla sempre di guerre. La guerra è sempre soltanto una o ci sono guerre diverse? E soprattutto lei, da cittadino del mondo, ha paura? Ho paura che i grandi capi del mondo non siano coscienti del fatto quanto siamo vicino a un scontro globale. E penso che è meglio negoziare 100 volte che fare una guerra, perciò consiglierei ai grandi capi molto intelligenti mondiali di negoziare. Quest'estate la Bosnia, la nazionale giovanile, ha vinto il titolo europeo. C'erano 60.000 persone in piazza a Sarajevo. Perché questo? Per l'amore per lo sport o anche per questo desiderio di unità nazionale? No, per il desiderio di normalità. Ecco, il desiderio di normalità. La gente è scesa in strada anche perché
questa nazionale era fatta di cosiddette multinazionali, dunque serbi, croati e bosniachi. E allora la gente, proprio del desiderio, di voglia di far vedere a quelli che comandano questo paese che si possa fare meglio, facendo insieme con una idea di raggiungere un obiettivo senza guardare i nomi, i cognomi e le altre cose. Questa era la principale idea mia prima, che sia stato il desiderio della normalità, come era una volta.